Sì, eccola qui. Ecco di che cosa volevamo parlare alla fine di di questa prima parte di Speciale TG. La funzione internazionale del Friuli Venezia Giulia e la missione della regione autonoma. Venerdì 27 marzo alla Sala Tessitori del Consiglio regionale, è una sala a lato del Consiglio regionale, in piazza Oberdan 5, dalle ore 16:30 alle ore 19. Abbiamo realizzato questa iniziativa come associazione Norberto Bobbio, che vede nel senatore Lodovico Sonego un Magna Pars, socio fondatore dell'associazione Norberto Bobbio di Pordenone, e poi il sottoscritto come presidente di storia e come professore aggregato di diritto pubblico e costituzionale. Ecco di che cosa si parla in questa iniziativa. Di questa iniziativa Lodovico Sonego ha parlato degli spunti per un ruolo internazionale del Friuli Venezia Giulia a servizio dell'Italia e dell'Europa. Il sottoscritto si è concentrato invece sulla cooperazione internazionale, sull'internazionalizzazione della nostra regione e il ruolo invece della specialità regionale. Allora, la regione Friuli Venezia Giulia, oltre ad avere riconosciuto nello statuto e anche da leggi statali un ruolo importantissimo per quanto riguarda la presenza sul territorio di 3 minoranze linguistiche nazionali, la minoranza tedesca nell'estremo quadrante nord-est della nostra regione, insomma Timau, e poco oltre per quanto riguarda i germanofoni. Poi abbiamo la minoranza slovena, che invece è un po' su tutto il confine, ecco, la presenza della minoranza slovena in Italia, minoranza autoctona, ecco, e poi la minoranza di una nazione senza Stato, il Friuli, che più che altro si presenta come una comunità linguistica che non ambisce sicuramente all'indipendenza, come invece i nostri amici catalani. Ecco, quindi noi siamo con gli alpini come friulani e quindi non è che c'è questo pericolo. Però questo ce lo riconosce lo statuto della regione Friuli Venezia Giulia, che è una legge costituzionale, e di qui un po' il riconoscimento anche poi della nostra speciale collocazione geopolitica ad opera della legge numero 19 del 1991, che legge sulle aree di confine, istituisce e rafforza Finest, Informest e così via, e di queste cose è il tema di questa conferenza funzioni internazionali che cercheremo di proporre agli amici che ci seguono qui nella trasmissione Speciale TG.